che non possiamo andare di fronte ai nostri cittadini a proporre un progetto di fusione quando uno degli elementi fondamentali, che è il contributo straordinario, non c'è. Roberto Padrini è presidente della provincia di Belluno e sindaco del comune di Longarone che dal 2014 si è fuso con Castellavazzo. Il taglio orizzontale disposto dal governo al fondo istituito per incentivare la fusione dei comuni per la sua amministrazione sfiora i 400.000 euro. Va peggio al neo comune di Borgo Valbelluna che ha riunito i comuni di Meltre, Chiana e Lentiai che rispetto alle previsioni riceverà 850.000 euro in meno. Una sforbiciata pari al 60% che penalizza non solo le casse ma anche e soprattutto i servizi ai cittadini. Il concetto della fusione dei comuni è un concetto molto più ampio e che sicuramente è determinato in parte dal discorso dei fondi che lo Stato ti eroga come contributo straordinario, però è un discorso secondo me più ampio che ha una lungimiranza diversa ed è un'opportunità per il territorio, soprattutto per alcuni comuni i quali si trovano in grandi difficoltà dal punto di vista del personale. Non si possono tradire i patti, non si possono stravolgere le regole in corsa, tuonano i sindaci che con ANCI la settimana scorsa si sono riuniti a Roma al tavolo convocato per chiedere con forza al Governo e al Parlamento di stanziare i 31 milioni che mancano all'appello per garantire nel 2019 i contributi necessari alle realtà che negli anni hanno intrapreso la via della fusione, così come previsto dalla legge vigente. Io ho avuto anche contatti col sottosegretario e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Giorgetti, mi ha garantito insomma, che faranno il possibile per trovare questi 30 milioni mancanti. Quello che però è da capire è il futuro, perché se il Governo non vuole portare avanti un ragionamento sulle fusioni, è chiaro che a questo punto questo diciamo così, gruzzolo di soldi che sono stati messi a disposizione dovrà rimanere quello. Le fusioni non sono la panacea di tutti i mali e però si sono fatte per dare servizi migliori ai cittadini, per fare investimenti che comportano risparmi alla spesa corrente, una prospettiva che deve essere rispettata e garantita. Gli enti locali sono gli enti sempre più tagliati rispetto a tutti gli altri e questa parabola non penso si possa interrompere, quindi andremo sempre in peggio, non in meglio, visto un po' la situazione economica del nostro Paese.